10ª edizione del Trail del Gevero. Che cosa rappresenta per voi aver tagliato questo traguardo? Una grande emozione e gli sforzi vengono ripagati, per noi siamo davvero molto felici di essere arrivati alla 10ª edizione del Trail del Gevero. Parliamo un po' di numeri. Quanti partecipanti più o meno ci sono e quanto tempo ci impiegate per organizzare questa manifestazione? Gli atleti sono 600, suddivisi in 3 percorsi, la 41 sono in 150, la 21 sono in 300 e nella 12 km sono in 150. È un limite che ci siamo imposti per garantire un maggior servizio e fruizione, insomma, di tutti i servizi per tutti gli atleti. E avremmo avuto molte più richieste, però ci siamo dovuti, diciamo così, accontentare. E per quanto riguarda le tempistiche di organizzazione, magari uno non sa quanto ci vuole, ci puoi spiegare quanto ci impiegate a mettere in piedi tutto? Beh, diciamo che già da adesso si pensa già all'edizione successiva, quindi si lavora tutto l'anno, più che altro per la manutenzione dei sentieri. Non siamo solo noi, c'è tutto un paese e tutte le associazioni del paese che si muovono e che si mobilitano per l'ottima riuscita, insomma, della manifestazione. E diciamo che operativamente sono 6 mesi di lavoro proprio più intenso, però non stacchiamo mai, perché quando c'è necessità di sistemare e di pensare, insomma, all'organizzazione dell'edizione successiva, la pensiamo tutto l'anno. C'è un augurio che vorresti fare ai podisti che, insomma, partiranno e anche a chi non è venuto e magari potrebbe venire alla prossima edizione del Trail del Gevero? L'augurio è di divertirsi, questo è il nostro obiettivo, e i sentieri sono tracciati benissimo, sono manutentati alla grande e come dicevo prima ci sono tantissime persone che lavorano tutto l'anno perché si possano godere giornate come queste. Il tempo di oggi ce l'ha permesso, abbiamo il sole anche quest'anno, e quindi veramente che si divertano e che tornino qui, li aspettiamo e siamo davvero felici.